Mi trovavo lì e è successo questo, che ho visto appunto questo personaggio che ha commesso questo gesto e non vedendo chi colpiva comunque l'ho rincorso e sono riuscito poi successivamente a capire appunto sì, che ha colpito il Premier. Quel gesto istintivo gli regalò un momento di fama. Andrea Mateazzi, ex pallavolista del Volley Monselice, ricorda con emozione quel giorno di dicembre 2009, quando riuscì a bloccare l'uomo che aveva appena lanciato una statuetta in faccia all'allora premier Silvio Berlusconi dopo un incontro pubblico in Piazza Duomo, quella stessa piazza che oggi ha ospitato migliaia di persone per i funerali di Stato. Mateazzi vide l'aggressore Massimo Tartaglia agitarsi e lanciare l'oggetto e bloccò la sua fuga. Berlusconi resterà nella storia, per il mondo, non solo per l'Italia. E ho fatto questo gesto nei suoi confronti come l'avrei fatto per chiunque altro, insomma, ecco, è un po' il mio istinto. Furono momenti di grande agitazione, il volto di Berlusconi insanguinato, le guardie del corpo che facevano da scudo, l'unico rimpianto di Andrea, quello di non aver mai avuto l'opportunità di conoscere il leader di Forza Italia. Un rimpianto, evidentemente hanno deciso così, io è andata bene così. Ecco. La stima che ho nei suoi confronti resta comunque tale. Oggi purtroppo non posso essere a Milano per un insieme di fattori. Comunque ci sono, con il cuore ci sono.